Crescita, innovazione e attenzione per l'ambiente. L'azienda sandonatese dei trasporti del Veneto orientale punta su questi 3 macro obiettivi per offrire un servizio di eccellenza agli utenti. 10 nuovi autobus sono il recente acquisto che mira sia al miglioramento dell'offerta ma anche a rendere la città più vivibile. L'azienda Attivione sandonatese sta crescendo nel segno dell'innovazione con l'acquisto anche di 10 nuovi autobus. Sì, fa parte delle strategie di crescita dell'azienda, questo è il primo tassello perché noi puntiamo ad avere 10-15% di nuovi autobus nell'arco di questo triennio. Quello che ci interessa dire è che sono chiaramente autobus di ultima generazione, attenti al ragionamento e a tutto il discorso dell'inquinamento, e quindi l'azienda continua in questo senso ad innovare. Speriamo, altra cosa importante, non sono autobus che sono arrivati con contributi né della regione né della provincia e tantomeno del governo italiano, sono autobus che l'azienda ha acquistato con autofinanziamento, quindi con soldi derivanti dai proventi dell'azienda stessa. Questo assolutamente. Poi c'è anche un altro servizio che ATVO dà e sta crescendo, che è quello del servizio navetta da e per gli aeroporti. Sì, lì siamo particolarmente orgogliosi, nel senso che è in continua crescita. Quello che ci rende veramente orgogliosi è che la gente scende dall'aereo già con il nostro ticket in mano. Il servizio che noi facciamo è un servizio attento alla qualità, perché chi viene in Italia deve avere non solo la sensazione, ma deve toccare con mano che ci sono persone che curano la qualità, i turisti devono essere trattati in un certo modo, quindi quando entrano negli nostri autobus non hanno il problema del bagaglio, viene locato dove deve essere locato, il viaggio viene fatto con autobus decisamente dignitosi, possibilmente anche di ultima generazione. I prezzi che noi applichiamo sia dell'aeroporto di Treviso che di Venezia sono prezzi che sono assolutamente in linea con i prezzi europei, anzi sono inferiori alla media che si paga in tutti gli aeroporti europei, ma non solo europei, anche quelli italiani importanti. Tutta questa strategia sia di comunicazione che di qualità, perché non basta la comunicazione, ci vuole dietro la comunicazione, ci vuole la qualità, ci sta premiando molto con un incremento direi mensile del numero di utenti che scelgono ATVO come navetta per poi andare in Piazzale Roma, e questo veramente ci rende orgogliosi.